Siamo qui con Michele Spanò, allenatore del Polistena. È terminata la partita, il CUS esce vincitore dal campo, però complimenti ai suoi ragazzi perché hanno fatto, a mio modo di vedere, un'ottima partita, ci hanno creduto fino alla fine. Secondo me hanno cercato di ottimizzare quelle azioni ed essere cinici sotto porta e quindi trovare quei 2 gol che era difficile trovare in quel momento. Sì, è vero, anzitutto grazie per la possibilità che ci date di parlare pure a fine partita, di rilasciare le nostre opinioni. È stata una partita per noi difficile, lo sapevamo, una squadra ben organizzata, per noi era il debutto in questo campionato di Serie B, era come ce lo aspettavamo. Il CUS Palermo è una squadra che mi ha impressionato in modo particolare dal punto di vista atletico. E la mia è una squadra che ha risposto bene, abbiamo tenuto, siamo andati in vantaggio, a differenza del primo tempo dove siamo stati perfetti in fase difensiva, il secondo tempo non è stata la stessa cosa. Il CUS Palermo ha preso coraggio e noi un po' ci siamo demoralizzati perché siamo andati sotto, abbiamo sofferto e come dicevi tu giustamente abbiamo giocato tutto di contropiede cercando di ottimizzare. E magari se entra il palo e il 3-1 di Tirani avremmo parlato di un'altra partita e di un altro risultato. Esattamente, ricollegandomi a quello che è stata la sua visione della partita, analisi perfetta a mio modo di vedere, nel primo tempo secondo me avete saputo capitalizzare quelle occasioni, nel secondo tempo secondo me avete fatto pressoché la stessa partita impostata sul primo tempo, solo che la palla non è entrata. Secondo lei dove si deve lavorare maggiormente per migliorare questi aspetti, chiamiamoli negativi, di questa squadra? Ma guarda, perché in un campionato del genere, di questo livello, l'equilibrio è la cosa più importante che c'è. Perché se tu perdi la bussola in campo non è facile riprenderla, anche perché la perdi per un minuto e prendi 2 gol, c'è poco da fare. Noi purtroppo sono quelle situazioni che il primo tempo le fa in modo impeccabile. Il CUS Palermo non ha cambiato nulla il secondo tempo, ha fatto lo stesso modulo di gioco, non riesco a capire perché, anzi l'ho capito perché, però non siamo riusciti a raccapezzarci in nessun modo, è una cosa che mi dà tanta noia, perché non riuscire a prendere il bandolo della matassa vuol dire che non sia una squadra che può giocare a questo livello, e quindi debbono capire i miei ragazzi che per stare a certi livelli, per poterci salvare, queste sono situazioni che non si debbono mai più verificare. Esattamente, forse per lei il risultato più giusto era il pareggio o diciamo la sconfitta? Ecco. Credo che la CUS Palermo non ha rubato nulla, se fosse finita in pareggio era un risultato giusto.